Nomo di Lu Pace, Lu Figlio e Lu Spirito Santo. Sesto giorno. Stanculidri sono arrivati dopo tanta lunga via, già trasero la citate, mensi morti alla strania. Ma se tu ci porti affetto, mettitilli in già lupetto. M'hanno spersi pilistrati, nu già casa hanno trovato. Lo risetto in caritate diligenti c'è negato, e di tutti so affrontati, come veli su cacciati. Dopo tanto camminare, non avendo stanza avuto, ieri a scriversi e pagare all'un re lo so tributo. Seguitando poi a cercare qualche alloggio di trovare. Ma lo stento è speso indarno, non li vonno già al mio audace, e Giuseppe nell'interno non potia darisi pace, e chiancenno ripetia che io affari amata mia. In tra lo chianceri pensavo che già c'era una posata, prunni poi si incamminao con Maria, sua sposa amata. Iunci e vidi frattaria, né c'è loco all'osteria. Ma sta giuzza era vacante, ma Giuseppe ne è contente. Già s'accomoda tra un stante, con Maria stanca e languente. All'oscuro stanchi e amari si ittaro a riposare. Però allora so cacciate perché venneri auci genti, si partero addolorate, affrontati veramente. San Giuseppe assai chiancenno, così afflitto ia dicenno: dunca fina m'è negato chi stu misero risetto. O Giuseppe sfortunato, sa disgrazia mai s'ha letto. Sposa mia, cara signora, e stanotte non ne riscura. Su 4 ore della notte, già noi siamo rifiutati. Hai fatto quanto potte, sposa mia, pazienza aiate. Non ne voglio nuggio ancora? Diamo ninni dunca, fora. Ninna a Gesù bambino. Perché chianci, o figlio duci? Via, dicillo alla maggiuzza. Fammi sentire ssa voce, fa parlare ssa vuccuzza. Perché fai lo cucchiareggio? Fa la vo, figlio zubbeggio. A me lascia lagrimare, che alla croce aio a vedere a tia figlio agonizzare, ad arreo di poi morire. A pensare c'è, ma coro, fa la vo, figliuzzo d'oro,